Buongiorno a tutti signori, il Napoli c'è, vince 2-1 contro un'ottima Fiorentina. Attenzione perché vi diamo una news di calciomercato in questo video e gli ultimi insomma gli sviluppi relativi a una trattativa che sta conducendo Manna veramente importante. Ma prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e da oggi signori potete abbonarvi in modo tale da avere ecco, alcuni vantaggi come l'accesso in anteprima ai video, degli sticker personalizzati e risponderemo direttamente anche a voi alle vostre domande che lascerete nei commenti, quindi vi citeremo nei video successivi in modo tale da avere un contatto diretto con noi. Quindi signori abbonatevi, partiamo con il video. L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN ieri dopo il successo ottenuto allo stadio Maradona per 2-1 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Sulla domanda relativa a Lukaku, fondamentalmente no, Lukaku sapete che a qualcuno piace, a qualcun altro meno, è un po' fuori forma per qualcuno, insomma, alla chiara domanda Conte risponde: le prestazioni di Romelu Lukaku stanno crescendo, quella con l'Inter e oggi sono state le sue due migliori da quando è a Napoli. Sa che deve essere dominante, se lo è abbiamo più possibilità di vittorie. Adesso sta in un buon momento di forma, abbiamo bisogno di lui come di tutti. Rimangono 10 finali, qui dobbiamo dare tutto, dovrò fare delle scelte senza guardare in faccia a nessuno. Chi sta meglio gioca, il sistema migliore verrà utilizzato. Nella grande emergenza siamo ancora là. Questo dimostra la serietà di questi ragazzi e del lavoro che stiamo facendo. Vogliamo rimanere e dare fastidio fino alla fine. Sono molto soddisfatto, aggiunge poi Antonio Conte, della prestazione e della risposta della squadra. In un percorso di crescita è normale che dopo aver creato tanto per 60-65 minuti e portandoti sul 2-0, subire un gol possa generare un'ansia eccessiva. Bisogna essere bravi a gestirla questa ansia, raffreddare il momento e tenere il pallone appunto il più possibile, continuando a fare le cose nel modo giusto senza concedere situazioni pericolose. I ragazzi hanno fatto e stanno facendo benissimo, sono molto ma molto contento. Successivamente una piccola chiosa sul il pubblico, se può essere l'elemento in più e quanto ha portato in più la tifoseria napoletana in questa partita e comunque quanto porta in più e quanto sia importante avere al proprio fianco la tifoseria napoletana. Conte afferma: sì, sinceramente l'atmosfera di oggi mi ha emozionato, non penso sia successo tantissime volte, anzi non è mai successo. Oggi è stato un impatto davvero forte, curve e distinti. Questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto, ma al tempo stesso dà e ci sta dando tanto. Quindi ecco, un Antonio Conte comunque molto ma molto soddisfatto, un Antonio Conte che se dal lato campo sta dando tantissimo al Napoli, chiede tantissimo alla società sul fronte del calciomercato. Infatti il Napoli è alle prese col rinnovo di Meré. Vi abbiamo già aggiornato nel video passato, quello di ieri, dell'altro ieri, che ci sono problemi. Infatti Manna sta iniziando anche a sondare il terreno con qualche squadra di club di Ligan, scusate, dove ci sono un paio di portieri molto interessanti per il Napoli, ma nelle ultime ore c'è stato un riavvicinamento con Meré e allo stesso tempo con Anguissa, che chiede un certo tipo di rinnovo, insomma, piuttosto importante, ma la volontà del giocatore, che tra l'altro è un elemento fondamentale per Antonio Conte, è quello di rimanere a Napoli, quindi vedrete che alla fine si farà. Attenzione però perché la Juventus ha iniziato ad allacciare i rapporti con l'entourage di Osimhen. Ci sono buoni rapporti tra la gente di Victor Osimhen e Giuntoli, infatti Giuntoli sta cercando di capire la fattibilità dell'affare. De Laurentiis è un po' restio a lasciare partire Osimhen in direzione Juve perché andrebbe a favorire una diretta
diretta concorrente, anche se comunque una cifra da vicina ai 75 milioni potrebbe far vacillare il patron azzurro, che comunque in questo momento predilige ovviamente la pista estera, con United e Arsenal che si contendono il giocatore nigeriano. Detto questo, vi segnalo un piccolo fatto di Moviola: Comuzzo che trattiene in area di rigore Lukaku, rigore netto per il Napoli, non dato alla squadra azzurra. Cesare infatti su DAZN appunto fa vedere questo fallo netto su Lukaku, ma fortunatamente non ha influito alla fine nel risultato della partita. Il Napoli si porta a casa i 3 punti è lì a dare fastidio all'Inter. Quindi momento d'oro per il nostro Napoli. Fatemi sapere cosa ne pensate, come avete visto la partita, e a chi secondo voi cedereste Osimhen, se secondo voi 75 milioni vanno bene anche per la Juve o sarebbe meglio cederlo all'estero. Commentate, attivate la campanella delle notifiche, abbonatevi, ci vediamo domani per il prossimo video.